Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Tragedia nel Messinese, dove Gaetano Lanza è morto a 77 anni dopo essere caduto e aver sbattuto la testa mentre lavorava in campagna a Nasu. Tra le cause dell'incidente potrebbe esserci un malore. Ci spostiamo nel Catanese, dove si è verificato un incidente stradale. Un ciclista è stato investito e trascinato per diversi metri da un mezzo pesante alle spalle del centro commerciale Etnapolis. Necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale. Traffico in tilt sulla statale 114 in provincia di Messina a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e un centauro. Quest'ultimo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, viabilità rallentatore anche a causa di un tir rimasto bloccato per i cantieri. Restiamo in tema maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato per domani un'allerta gialla sui settori centro-occidentali dell'isola, previsti rovesci e temporali. In chiusura ci spostiamo nel Siracusano, dove nella notte un incendio ha distrutto il lido Brizò di San Lorenzo a Noto. Tra le cause del rogo, un guasto di natura elettrica. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Grazie per averci seguito e buona serata.